Allora, questo progetto ha origine da un'iniziativa della GAL Open Leader. Si tratta della mappatura culturale del territorio, è un progetto organizzato, appunto, dicevo, dal GAL insieme al GAL Orvietano Trasimeno, nel senso che si lavora assieme agli ecomusei dell'Orvietano. Nella mappatura culturale del territorio noi siamo partiti dal lago di Cavazzo. Il lago di Cavazzo è quello che unisce questi tre comuni, che sono i tre comuni rivieraschi: il comune di Cavazzo Carnico, il comune di Bordano e il comune di Trasaghis, che per la prima volta collaborano a un'unica iniziativa. Nell'ambito di questa mappatura culturale, che in fondo si tratta una specie di fotografia di quella che è le caratteristiche e peculiarità del territorio, ha previsto appunto la realizzazione di un cantiere del paesaggio. Il cantiere del paesaggio ha preso in esame quello che poi è emerso da questo processo partecipato, vale a dire l'acqua è fondamentale. L'acqua voleva dire una volta pesca, perché il lago, una volta prima dell'avvento della centrale idroelettrica di Son Plago, questo lago è un lago molto pescoso e ci vivevano molte famiglie. Però di fatto una delle caratteristiche principali di questo luogo, sicuramente unica, è quella di una barca, la barca tipica del lago di Cavazzo. E di conseguenza abbiamo pensato di realizzare di nuovo appunto questa imbarcazione, anche se ormai, diciamo così, è in disuso. Ecco. È importante perché con questo tipo di attività, con questo tipo di animazione, forse si riesce a riavvicinare la gente, le persone. Ecco. E alla fine abbiamo fatto un bando che è stato gestito dall'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, per conto anche degli altri due ecomusei, e a questo bando ha risposto il maestro d'ascia Maurizio Agabitini. Il mio ruolo in questo laboratorio è in qualità di maestro d'ascia, quello di realizzare un'imbarcazione tradizionale. Si tratta in questo caso, come vedrete, di una barca in legno. Allora, diciamo che per la costruzione di una piccola imbarcazione in legno si impiegano dalle 200 alle 600 ore. Per piccola imbarcazione in legno intendo una barca che ha, diciamo, una lunghezza fuori tutto, quindi una misura massima di lunghezza intorno agli 8 metri. E questo è il caso dell'imbarcazione, cioè della barca più piccola in assoluto, quindi prevedo circa 200 ore di lavoro per realizzarla. Il maestro d'ascia, o comunque colui che realizza la barca, tendenzialmente lavora molto di inventiva, perché tutte le fasi costruttive e gli attrezzi adoperati per costruire la barca sono spesso frutto dell'inventiva e della soluzione trovata al momento, che alle volte produce una nuova, magari tecnica costruttiva o un nuovo attrezzo. E naturalmente alcune persone che erano informate si sono fatte vedere naturalmente, ed è stata comunque almeno dal loro report, dal loro resoconto, si è capito che in effetti anche loro pensavano una cosa e invece realizzare una barca, per quanto sia una barca piccola e semplice, è comunque una bella sfida, insomma, ecco. Allora, rispetto a lavorare da solo, lavorare in un concetto di workshop come questo, quindi coinvolgere persone esterne al lavoro nella propria bottega, quindi nel proprio spazio di lavoro, comporta prima di tutto un piacere da parte mia, cioè il piacere di riuscire a comunicare la passione e quindi magari riuscire ad appassionare qualcun altro a quello che sto facendo.
ma di contro c'è da dire che mi distoglie spesso l'attenzione da quello che sto facendo al momento e questo quindi allunga un po' inevitabilmente i tempi di lavoro. C'è stato un bel, secondo me, scambio anche di opinioni su alcune cose tecniche o comunque sia, ho visto che avevano una curiosità proprio come se volessero fare bagaglio di quello che dicevo per poi adoperarlo altrove o secondo me qualcuno potrebbe costruirsi una barca da solo. Quindi, no. Io sto adoperando appunto la tecnica tradizionale dove la barca prende forma mentre la realizzo. Ovviamente in questo progetto c'è il vincolo di rifarsi ad un'imbarcazione tradizionale del lago e quindi spesso vado a fare dei piccoli rilievi o prendo delle misure da una barca che abbiamo qui, che è un esemplare abbastanza raro, forse l'ultimo se non ho capito male, direi che ho capito bene, dovrebbe essere proprio l'ultima barca e quindi da quella sto prendendo spunto per realizzare quest'altra. Forse questa cosa che sto facendo richiederà più tempo, ma non ha bisogno di trasferire il cantiere qui all'interno dello spazio, ma solo degli attrezzi. Ecco. Alle volte il lavoro dura diverse centinaia di ore di un lavoro faticoso, polveroso e dove se non c'è qualcosa di interiore che guida e trascina chi esegue il lavoro si rischia di non arrivare alla fine. Insomma. Ma col passare dei giorni si sono intensificate le presenze e anche la curiosità. Direi che il ritorno che ho avuto io da parte dei visitatori è stato buono e di interesse e se ci fosse la possibilità la rifarei e anche ripercorrendo un po' quello che è stato fatto e avendo visto come ha reagito la gente insomma, a questo progetto, saprei anche gestirla meglio e sicuramente potrebbe essere un laboratorio partecipato nel senso più profondo della parola, cioè metterei proprio delle persone a fare delle parti di barca e così li metterei anche di fronte al fatto che possono farsela loro, insomma, a tutti gli effetti. Ecco, la mappatura culturale di un territorio è fondamentale in un processo di sviluppo di un territorio. Ecco, si parla di memoria. Ecco, la memoria è fondamentale perché è impensabile che uno possa progettare un futuro se non è a conoscenza delle proprie tradizioni, del proprio passato. A questo proposito vorrei usare delle parole di un grande scrittore, Italo Calvino, che esprime profondamente questo concetto. La memoria conta veramente per gli individui, le collettività, le civiltà, solo se tiene insieme l'impronta del passato e il progetto del futuro, se permette di fare senza dimenticare ciò che si voleva fare, di diventare senza smettere di essere senza smettere di diventare.